Botta e risposta Zaia Orsoni e la polemica si accende sempre di più, oggetto del discutere la città metropolitana. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, parla di carrozzoni e vede per la loro realizzazione un problema di costituzionalità confermato anche da alcuni giuristi. All'interno della nostra Costituzione vigente mancano effettivamente delle procedure che indichino come istituire la città metropolitana. La città metropolitana è stata, tra virgolette, costituzionalizzata solo con la riforma del titolo V, cioè è stata inserita in Costituzione. Ribatte il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni che con i primi cittadini di Padova e Treviso sta lavorando alla creazione della città metropolitana. Questa presa di posizione oggi della Regione Veneto ha un sapore politico, non certo istituzionale, nel momento in cui si va a realizzare ciò che è stato previsto fin dal 1990. Intanto la Regione è pronta ad impugnare ogni atto che dia in qualche modo vita alla città metropolitana, azione che trova costituzionalisti favorevoli. Valuto positivamente questo intervento della Regione senza entrare poi nel merito politico. Adesso sarà da formalizzarlo e poi depositare il ricorso presso la cancelleria della Corte Costituzionale. Regioni che temono di perdere il potere su un territorio e su processi che non riescono a governare, ribatte il sindaco di Venezia Orsoni, che aggiunge carne al fuoco. Andrebbe fortemente ripensato il ruolo delle regioni. Le regioni che oggi sono sostanzialmente dei centri di spesa non incentivano lo sviluppo. Se da un lato regioni e costituzionalisti ne fanno una questione di forma, per qualunque modificazione delle circoscrizioni provinciali, anche quelle che diventeranno città metropolitana, bisogna seguire un procedimento di tipo ascensionale, cioè che parte dal basso, che vede il coinvolgimento delle popolazioni interessate, il parere obbligatorio e non vincolante della regione e alla fine la legge statale. Qui invece è la legge statale che interviene lei dall'alto. Dall'altro il sindaco di Venezia guarda l'effetto sul territorio della nuova città metropolitana con un ruolo importante dei comuni. Questo è purtroppo non ancora capito fino in fondo dalle forze più conservatrici che non si vogliono aprire a nuovi metodi di gestione